Allora, qua è pieno di studenti e nella percezione dei giovani questi argomenti possono essere un po' distanti dalla vita, ma io vorrei solo farvi toccare con mano perché vi riguarda. La terza fila c'è quel ragazzo col piumino blu, tutta la fila e i 5 dietro, potete alzarvi in piedi per favore e farvi vedere? Sì, poi su, non vi succede niente, alzatevi in piedi. No, l'ultimo si sieda là, si sieda perché non fa parte degli studenti. Allora, c'è molto poco da ridere, perché in questa ora, cioè nei prossimi 3 interventi di 20 minuti, un numero uguale a voi, di 25enni e 24enni, stando ai dati dell'anno scorso, emigra dall'Italia per andare a lavorare all'estero. Quindi voi potreste tra 4 anni essere statisticamente quelli che in un'ora se ne vanno. 2 considerazioni. La prima, se sapete bene le lingue, andate a lavorare a quel che vi piace. Se non le sapete bene, se vi va bene, fate gli sguatteri. 1. 2. La sera, quando viene l'ora che volge il desio ai naviganti, come diceva Dante, cioè la nostalgia della sera, o a Natale, o la domenica, quando i compagni di lavoro, i colleghi se ne vanno via, andare a trovare uno che dice 3 parole in veneto vi fa sciogliere. Io sono figlio di emigranti, ho vissuto questo da bambino e lavoro dall'82 con gli emigranti nel mondo, mi occupo della diffusione italiana nel mondo. Quando trovo comunità venete o emiliane, le 2 lingue locali che conosco, muoiono, mi vengono ad abbracciare perché ho detto una parola in veneto. Quindi questo convegno vi riguarda non in teoria, ma vi riguarda con la vostra emotività, con la vostra pancia, quando sarete da soli al tramonto la domenica e a Natale all'estero, e riguarda i 300.000 vostri coetanei che nel 2015 sono andati a lavorare all'estero. Quindi spero che riusciate a capire che non si parla di sesso degli angeli, si parla delle lingue che voi parlate, con le quali lavorate e con le quali sentite quello che siete. Segua, basta. Allora, è uno dei grossi problemi che spesso abbiamo se la lingua madre o le lingue madri, perché come è già stato detto possono essere tante le lingue madri, ci aiutano o ci rovinano quando impariamo le lingue. Allora, noi parleremo innanzitutto di quante, secondo proprio del vantaggio di avere più lingue madri. Già è stato detto qua, quelli che sanno italiano e veneto sono fortunati rispetto ai poverini che sanno solo una lingua. In America da tantissimi anni circola, per spingere gli americani a imparare le lingue straniere, circola un manifesto con scritto monolingualism can be cured. Il monolinguismo può essere curato, perché è la malattia di alcuni stati, specialmente europei. Il pianeta è sempre stato plurilingue. Poi da Napoleone in poi qualcuno ha pensato. Poi vedremo che problemi ci porta, di interferenze e di attrito, sono 2 cose simili, l'avere più lingue. Allora, lingue materne. Quando un bambino nasce, sono stati fatti esperimenti a Parigi 60 secondi dopo la nascita. Quindi nessun intervento della società, bambini appena nati.
In tutte le culture, quando nasce un bambino c'è una levatrice, qualcuno che lo prende in braccio e gli canta delle canzoni, gli parla. Allora, un bambino nasce col cuore che batte sui 220-250 battiti al minuto. Ha ragione, stava così bene la sua acquetta e viene fuori e deve respirare. Cantando, parlandogli, nel giro di pochissimi minuti il battito torna sui 100, che è per un bambino normale. Figlio di francesi, padre e madre, gli canti in francese, tutto funziona. Figlio di arabi, lì facevano ovviamente la prova tra algerini e francesi, gli parli in arabo, tutto funziona. Figli di francese lei, arabo lui, anche con l'arabo più lentamente, ma si tranquillizza e viceversa. Quel bambino in pancia della mamma, lingua materna è la lingua della pancia della mamma, non stiamo facendo filosofie, ne avevano già due, cioè riconoscevano la lingua della madre, la riconosci per forza, perché il bambino è qui. Io lo dimostro ma non sono in giro. Il bambino è qua. Ogni respiro che fa la madre tra una frase e l'altra, quindi la sintassi, è una botta del diaframma sul bambino. Ogni accento che si pone su una parola, siccome l'accento vuol dire far uscire più aria per aumentare gli hertz del nostro parlare, è un piccolo strappo che fa il diaframma per spingere fuori più aria. Il bambino nasce sapendo già, si chiama prosodia, la musica della lingua. La riconosce, non sa niente delle parole, ma ha imparato a riconoscere la lingua sua e quella di chi sta intorno. Di lingue madre se ne possono avere una, se ne possono avere due già da dentro la nascita, ma soprattutto in quella parte del cervello che è il cervelletto, ve lo faccio vedere più situato, vedete è lì sotto, qua invece lo si vede meglio, lì si fissano le lingue madri. Allora noi abbiamo circa 110 miliardi di neuroni, un centinaio sono in quel pezzetto lì, che è la parte del cervello, spesso la chiamiamo rettileo, che condividiamo con i rettili, con tutti quanti, cioè il cervello più antico, è quello che ci serve per tutto quello che è spontaneo, automatico, il battito del cuore, il battito delle arterie, il battito delle ciglia, il respiro, il movimento del diaframma, la sopravvivenza sia della specie, quindi lo stimolo sessuale, sia lo stimolo sessuale da un lato, ma anche lo stimolo a proteggere i cuccioli. Nessun animale mangia i cuccioli, neanche di altre specie. Ci sono dei segnali di cucciolaggine, puppiness si chiama in inglese, per cui per esempio i mammiferi riconoscono che quell'animale lì non è un animale piccolo, è un cucciolo e quindi va protetto. Nei nidi abbiamo tante luppe che allattano bambini, ma soprattutto lì si fissa anche il panico. Quando prende il possesso del cervelletto è un disastro, se c'è un terremoto, un incendio, quando prende possesso quella parte lì emozionale, sopravvivenza, ci schiacciamo tutti lì, che se fossimo scappati andremmo molto più tranquilli in fila per 2 col resto di 3. Allora, in quel pezzo di cervello si fissano le parole vuote. Nelle nostre lingue sono articoli, pronomi, congiunzioni, preposizioni, desinenze, maschile, femminile, singolare, plurale, presente, passato, futuro, condizionale, congiuntivo, imperfetto. Non è poco, è tutto l'automatismo delle lingue. Ma è automatico, cioè noi non dobbiamo più pensarci. Se io vi dico di fare una frase con la parola piripicchio, tutti potete farla, ma nessuno di voi si mette a pensare piripicchio è maschile singolare, devo concordare l'articolo e gli aggettivi dopo il maschile singolare. Ci pensa il cervelletto.
Nelle lingue madri la grammatica è scritta negli automatismi. Peccato che oltre i 3 anni cominciano a funzionare più. Poi deve intervenire sempre di più 2 aree qua, Broca e Wernicke, a sopperire. Fino a una certa età ce la fa, dicono 8-9 anni, io dico 10-11, anche perché nessuno credo si renda conto che io non sono madrelingua italiano, ma sono arrivato in Italia per la prima media e credo di poter passare tranquillamente per italiano. A un certo punto, non si sa perché, ma in corrispondenza con la riduzione di una ghiandola che è qui, il timo, che è l'orologio biologico, che va in ferie, va in vacanza, va in pensione quando c'è la pubertà, cioè quando quell'individuo è in grado di far prolungare la specie, le lingue diventano sempre meno acquisibili in termini di madrelinguismo. Tu puoi imparare tutte le lingue, puoi vivere in un posto per tantissimi anni, ma alla fine sgamano che non sei madrelingua. La pronuncia o altro. Io sono 50 anni che vivo nel Veneto, posso passare per Veneto con frasi brevi e per 2, 3, 4 minuti. Poi, poco da fare, mi sgamano. In emiliano, che serve la mia seconda lingua madre perché dove ero all'estero era una comunità emiliana, quindi io ho sempre sentito solo il dialetto emiliano, cioè una lingua gallo-italica, completamente diversa come struttura, molto più vicina al francese che non veneto. Io riesco a fare frasi perfettamente formate, ma quando ci provo a parlarlo con i miei cugini eccetera si mettono a ridere perché il mio è un gallo italico da lingua madre, ma quello dei miei genitori, quindi degli anni 40, 50, ne ho 70 quasi, quindi. Allora, se l'avete imparato da piccoli, ringraziate il Padre Eterno, la nonna e il droghiere che vi parlavano in Veneto, perché ne avete uno in più. E se avrete figli, dategliene 3, 4. Se c'è un immigrato vicino nel cortile, fate giocare i bambini con quell'immigrato, imparano tutti e 2. Allora, perché è meglio essere bilingui? La prima cosa, il ragazzotto è più bravo a trovare, a risolvere problemi. Si chiama language problem solving skills. Allora, io parlo un po' di lingue, ma anche nelle 2 o 3 che parlo meglio, cioè faccio conferenze o interviste televisive eccetera, abbraccio in inglese, in francese, in italiano. Anche in inglese, io ho studiato in America, sono laureato in inglese e così via. Spesso mi succede che non so una parola o non so se quella struttura funzioni e il mio cervello è diventato abilissimo nel risolvere il problema. Non so come si dica colonna o la differenza tra colonna e pilastro e allora dico sì, una di quelle cose strette e alte che tengono sul tetto, però rotonda, non quadrata, è risolvere un problema. Chi parla una lingua non nativa continuamente, ogni minuto è sottoposto a questo stress, che però tiene in allenamento il cervello. Ti trovi un ostacolo, il monolingue si ferma, il bilingue dice come posso aggirarlo? Nella vita aggirare gli ostacoli è molto più efficiente che combatterli. Glielo diciamo a Renzi. Allora, seconda ragione per cui il bilingue è più efficiente, lasciando perdere una che non ho messo, ma è stata riconfermata un mese fa, una cosa che si era sempre supposta, adesso c'è una statistica molto alta, allontana l'Alzheimer di almeno un 5 anni rispetto al momento in cui sarebbe nato in quella persona. Perché questo?
perché è abituato a ragionare non sulle singole parole o su altre, ma proprio su come è fatta una lingua. È ovvio che bisogna che uno sia guidato, per questo andrebbe fatto qualcosa nelle scuole, perché altrimenti se uno non ti fa ragionare, non ti fa una domanda, non ci arriverai mai. Noi abbiamo in testa delle enormi grammatiche che non sappiamo di avere. Esempio molto semplice, una regola complicatissima. Se io vi dico la parola, il verbo indurre, pensate a che cosa ci mettete dopo. Parte di voi ha pensato indurre a fare qualcosa o indurre in. Indurre in, che parole ci possono andare dopo? Errore, tentazione, peccato. In italiano esiste una regola che nessuno sbaglia, ma su cui nessuno ha mai ragionato, per cui il verbo indurre con le parole negative secondo la religione regge la preposizione in più sostantivo, con tutte le altre cose regge la preposizione a più infinito. Ci avete mai pensato? L'avete mai sbagliata? Pensare più una secondaria. Se i soggetti sono gli stessi, io penso, io sono intelligente, la frase diventa: penso di essere intelligente. Ma se il soggetto è lui, penso che tu sia intelligente. Ma se parlo di lui che è lontano, terza persona, penso che sia intelligente. Allora, soggetti coincidenti, pensare più infinito. Soggetti diversi, terza persona, non serve il soggetto, penso che sia intelligente. Seconda persona, serve il soggetto, penso che tu sia intelligente. Ci avevate mai pensato? L'avete mai sbagliata? No. Ma se uno non vi pone queste cose qua, io adesso ve lo fate in fretta, ma facendovi ragionare, ma se uno è costretto a ragionare perché deve parlarne delle altre, si abitua il cervello a ragionare, si abitua il cervello a creare sinapsi con scambi di ioni protetti da guaine di zuccheri che si chiamano mielizzazioni. La mielizzazione è quella che viene a mancare negli ammalati di Alzheimer. Ultimo, come questa signora che confronta più vestiti, è abituato a confrontare lingue, per cui allora incomincia a scoprire che in italiano si dice sto andando e qua si dice sodrio andar, in francese je suis en train d'aller, in inglese I am going, cioè in tutte le lingue c'è una forma che indica quello che avviene in questo momento, ma che in inglese è obbligatoria. In inglese è molto diverso I go da I'm going. Non puoi usare l'uno o l'altro, sono due mondi diversi. In francese, in italiano, in spagnolo, cioè nelle lingue neolatine, è alternative libere. Questo qua vuol dire far funzionare le rotelline di questi due pezzetti di cervello e tenerle attive, cioè chi ha più lingue impara le altre lingue con meno fatica e con maggiore risultato. Ci sono dei problemi, con questo ci abbiamo la chiusura. Interferenze quando la lingua madre si riflette sull'altra lingua. Un madrelingua veneto spesso dirà: sono dietro a studiare inglese, non sono buono a fare sto calcolo. L'italiano si riflette sull'inglese nell'ultima, in cui usi hello, cioè ciao, che in italiano va bene per l'arrivo e per l'uscita, e dici quindi I'm going, hello, anziché I'm going, bye bye. Questa è l'interferenza. Spesso, e qua dovete stare attenti, abbiamo interferenze dalle altre lingue dominanti sulle nostre,
Esempio, oggi io sento anche i miei figli che dicono mica tanti amici. In Veneto una regola dell'italiano che nessuno di noi ha mai studiato ma mai sbagliato. Allora, in italiano la C finale è, se la parola ha l'accento alla penultima sillaba rimane C. Ma greci, amici e porci non rimane grechi, amici e porchi, ma diventa C. In Veneto invece rimaneva il suono duro, amici, legati da tanto di quei porchi. Mi stavo a Venezia ai Grechi, nel quartiere dei Greci. Ecco, per esempio qua l'italiano, lingua dominante, sta già cambiando il veneto. I ragazzi dicono amici come traduzione di amici. E mi ha detto che il devendar lo usano normalmente. In Veneto non esiste il modale dovere, è il gadandar. Come in inglese, to have to, it has to go. Il gadandar. Sempre più spesso si comincia a usare deve, che non c'è. Invece poi sull'italiano l'inglese sta. Io quando qualcuno mi dice è difficile da implementare, dico guardi un dizionario, oppure mi dica it's difficult to implement to be implemented. Cioè è difficile da realizzare. Allora, le lingue madri hanno influenze poi nel modo di pensare e queste non si cambiano. Il testo anglosassone che oggi domina in tutti i mass media, quindi è quello con cui state crescendo voi, è soggetto verbo oggetto punto, soggetto verbo oggetto punto, soggetto verbo oggetto punto, cioè frasi brevi e nucleari, un complemento prima e un complemento dopo, punto e ripeto il soggetto per andare avanti. Il testo italiano, e anche tedesco, visto che c'è qui, è un testo, si dice, ipotattico, con pieno di subordinate. Perché? Cioè perché l'italiano, allora, in inglese il relativo quasi non esiste. Allora, se tu fai una frase incidentale, non si capisce a che cosa si riferisce poi quel it, soggetto dell'incidentale. In italiano, dove il relativo può essere maschile, femminile, singolare, plurale, cioè quale, la quale, i quali, le quali, può essere articolato, poi abbiamo cui, ci, ne, gli, le, è facile fare l'incidentale. In inglese il verbo che ha più forme ne ha 5. Speak, speaks, spoken, speaking, spoke. In italiano ogni verbo ne ha 96 e include il soggetto dentro il verbo. Allora per noi fare subordinate è facile, si capisce subito a cosa si riferiscono. Gli orientali hanno invece il testo circolare, che noi siamo una ciccia dove dai, su, vieni al punto. Allora, questa è una grossa differenza. Noi quando parliamo in inglese o riusciamo ad entrare nella logica delle frasi semplici o facciamo delle frasi in inglese che poi non siamo capaci di portare avanti perché ci mancano i relativi e dove li mettiamo? Non sappiamo più come farli funzionare. Quindi ci sono delle cose della lingua che interferiscono e si possono tenere sotto controllo usando la testa, ragionando, confrontando. Quindi testa attiva. Ci sono delle cose in cui è difficile. Altre interferenze, perché qua parliamo sempre di parole, i gesti. I gesti non sono mondiali, non sono universali, i gesti sono diversissimi da lingua a lingua. Io qua vi ho messo solo 2 dei più famosi. Il primo è President Bush, padre, che andò a Manila e fece questo doppio ok. In tutta l'India e il sud-est asiatico questo gesto corrisponde a questo gesto. L'ha fatto al Parlamento. President Clinton è andato a Mosca quando c'è stato un colpo di stato di Yeltsin e ha detto and everything is going to be okay. Non fatelo mai quando ci sono dei russi, perché significa ma ce ne sono da morire. Questo gesto qua da noi vuol dire che cosa vuoi, ma resisto cretino. Nei paesi arabi occidentali, il Maghreb vuol dire aspetta,
se voi fate questo gesto in Marocco a qualcuno, vi do un pugno, questo gesto vuol dire aspetta, ma se tu lo fai in Siria o in Turchia vuol dire buono, ottimo, quello che noi diremmo, no? Per cui tu offri qualcosa e ti dicono buono e tu continui a offrire. In Brasile ottimo si fa così, che con un cameriere maschio in Italia non si ride poco. Allora, no, c'è poco da ridere però quando vi capita. Allora, siccome non esistono manuali, esiste un dizionario dei gesti degli italiani in prospettiva interculturale ed è pure online se lo volete. Ma la cosa importante è imparare a usare i vostri occhi. Le lingue non le imparate perché qualcuno ve le insegna, le lingue le imparate perché ci entrate dentro, ci lavorate, le vivete, le sentite, le sbagliate, le risbagliate, ci riprovate. Lo Spirito Santo era un ottimo insegnante di lingue, ha fatto la Pentecoste, ma 2000 anni fa e una volta. Per il resto non c'è una potenza divina che ci insegna le lingue. Si macinano dentro osservandole. Basta guardare i film. Tutti i telefilm in inglese avete tutti i gesti e avete soprattutto la differenza di spazio. Gli esseri umani sono dentro una bolla biologica, che è la distanza di fuga, quella da cui posso ricevere un pugno, un graffio o una ferro, no? Ci sono delle culture in cui le due possono integrarsi, tutta l'Italia peninsulare, dalla Toscana in giù, hanno questa distanza, per essere sotto questa distanza è invasiva, questa è giusta. L'Italia del nord ha le due braccia, questa è la distanza regolare. Ma se voi andate all'estero a parlare con stranieri o roba del genere, o ragionate su queste cose o alla fine finite per, scusate, incazzarvi per niente perché vi stanno troppo vicini e vi aggrediscono eccetera, o per sentire come distanti e freddi delle persone che hanno solo una regola biologica. Avete notato quanto abbiamo parlato di biologia? Non di teorie astratte. Ultimo, quando si sanno più lingue si sbaglia. Prima o poi si sbaglia. La prima ragione è quando si è arrabbiati. È normale. Gli esseri umani sono fatti così, è il cervelletto che prende il potere sulla corteccia. Quando si ha paura, sia paura normale, ma sia paura di fare brutta figura. Io conosco Kammel Kunan, insieme a Graziano, abbiamo lo studio di fianco. Kammel Kunan, sono stato testimone di matrimonio, il figlio ha finito l'università ed è a Londra, ci conosciamo da una vita. Se io parlo in inglese con lei, faccio degli errori da terza media. Perché? Perché è una madrelingua e di fronte a un madrelingua abbiamo paura. Noi diciamo, ma non ti dà ad aver paura. Ebbene, ce l'ho lo stesso. È lo stesso come Marie-Christine Janet, la cui figlie sono all'università, anzi l'hanno finita, il grande guru della intercomprensione in Italia. Quando io parlo francese con lei faccio schifo. Quando si è stanchi, il cervello consuma zuccheri, rompe le molecole e produce anidride carbonica, CO2. Il CO2 deve essere smaltito. Se avete lavorato troppo in lingua straniera, se avete parlato troppo in una lingua straniera, il vostro cervello è pieno di CO2. Il CO2 è quello che, quando uno muore di CO2, il classico braciere, eccetera, è ti addormenti. Non studiate 3 ore, siete pieni di CO2, non vi serve a niente, Ogni 3/4 d'ora, un quarto d'ora di relax, ricordatelo. Ma se parlate in lingua straniera per 3/4 d'ora, fate degli errori di cui vi vergognate da morire. È naturale, è normale. È un problema solo per chi crede che si possa diventare madrelingua dopo una certa età. Dovete rassegnarvi a non essere padroni della lingua, ma a ragionarci. Perché, chiudo con una citazione dotta, nessuno è perfetto, dice Snoopy. Grazie.